notizia proprio di pochi minuti fa, è stata di 60 milioni, naturalmente rifiutata De Laurentiis, ragazzi, perché tutti quanti potreste anche pensare, cioè, boh, ma che cazzo te ne frega, ti ha offerto 60 milioni, non sono 75, ma almeno ti togli il cazzo da dosso, ti togli il problema, perché così ti togli lo stipendio, la smetti di rompere i coglioni. Ma perché? Perché? Perché un presidente che ha fatto un investimento, entro e sento parlare francese, esatto, perché un presidente, un imprenditore che ha fatto un investimento e decide che e ci sono dei contratti, ci sono delle decisioni prese, che il cartellino di un giocatore in questo caso costa X soldi, perché deve calare le proprie pretese quando poi le stesse società che si vogliono acquistare Osimhen vanno a dare X soldi al giocatore, che sono tantissimi. Cioè, perché possono dare o vogliono dare, lasciatemi dire, 15 milioni all'anno ad Osimhen e non possono pagarne 75 per il suo acquisto? Cioè, è giusto, per me è giusto continuare a rifiutare anche i 60 milioni del Galatasaray appena arrivati, perché non stiamo parlando, dice, boh, io ho offerto 70, porca puttana, veniamoci incontro, lo so che c'è la clausola, proviamoci, perché noi lo vogliamo, voi ve lo volete vendere, ti ho offerto 70, toglimi questi 5 milioni, sto parlando proprio come si fa al mercato di Poggio Reale, per così dire, e quindi uno prova a trattare. Qua si parla che si fanno offerte veramente a ribasso, cioè siamo partiti da 50, siamo arrivati a 55, mo siamo passati a 60. Detto ciò, cioè, siamo passati a 60, che sono offerte secondo me ancora estremamente basse. Per quanto io prego e spero che Osimhen vada via definitivamente dal Napoli il prima possibile. Poi se non vedo Galatasaray, Juve o Milan o Manchester United o Real Madrid,